Con noi Dario Rigo, Dario 1-1, direi un punteggio giusto, nel senso il primo tempo hai sofferto un po', il secondo tempo invece i tuoi ragazzi hanno alzato anche un po' il livello di gioco. Sì, diciamo il pareggio penso tutto sommato corretto, noi abbiamo avuto qualche occasione sul secondo tempo che abbiamo sbagliato anche a porta vuota, diciamo, però ci sta e il Seregno ha preso un incrocio con la palla che è uscita dietro, comunque è stato bravo Giovanni Cunegatti a recuperare la posizione, quindi come dicevi te il pareggio è il risultato più giusto. Quindi primo tempo noi un pochino più timorosi, diciamo, e secondo con un po' più di brio. Rotazione visto anche ridotte, i tuoi hanno giocato una partita anche di sacrificio, Refosco, Pietro hanno fatto tanta energia, ce l'ho messo. No, questi ragazzi qui stanno giocando tanto perché praticamente sono gli stessi che fanno la 2, l'Under 23, l'Under 19, quindi anche questa settimana qui abbiamo giocato 3 partite e quindi è giusto, è normale che siano anche un po' stanchi, poco lucidi e quindi aspettiamo vedere di essere un po' più al completo, che qualcuno l'abbiamo infortunato, qualcuno lo recupereremo tra qualche partita, vediamo, speriamo di risollevare un po' la panchina perché altrimenti questi ragazzi qui veramente stanno andando a 1000 e mi sto chiedendo tanto e loro stanno rispondendo bene, però gli fa bene per crescere, dai. Ok, grazie Dario.